L'amianto è un minerale naturale a struttura fibrosa, appartenente alla classe chimica dei silicati. Si trova in natura legato ad altri minerali costituenti la roccia madre. Questa viene estratta in miniera ed in seguito viene frantumata in modo da ottenere una fibra purificata. Sotto il nome di amianto sono raggruppati numerosi silicati idrati a struttura microcristallina di varia composizione chimica, anch'essi di aspetto fibroso. Le ottime caratteristiche chimiche e meccaniche dell'amianto hanno fatto sì che il suo utilizzo si sia rapidamente diffuso. Per anni è stato utilizzato per la fabbricazione di numerosi prodotti e manufatti industriali. L'amianto, infatti, è molto resistente e la sua struttura fibrosa gli conferisce proprietà fonoassorbenti e termoisolanti. Il suo impiego maggiore, quindi, è stato nell'edilizia, dove l'amianto veniva impiegato come spray con funzioni isolanti, oppure impastato con altri materiali, a cominciare dal cemento. La struttura fibrosa è alla base delle proprietà tecnologiche, ma è anche causa di gravi patologie a carico prevalentemente dell'apparato respiratorio. La pericolosità consiste infatti nella capacità che i materiali di amianto hanno di rilasciare fibre potenzialmente inalabili, ed anche nell'estrema suddivisione che tali fibre possono raggiungere. Due delle malattie più diffuse causate dall'amianto sono l'asbestosi e il mesotelioma, un tumore altamente maligno che colpisce la pleura. Mentre l'asbestosi è una malattia tipicamente professionale, i casi di mesotelioma si riscontrano anche fra la popolazione non esposta professionalmente, ma residente in zone dove esistono insediamenti industriali che lavorano amianto. Inoltre, l'amianto opera un'azione sinergica di sostegno ad altri agenti patogeni, rafforzando il loro potere cancerogeno. Nessuno sa con esattezza quanto amianto ci sia in Italia. Il CNR parla di 2,5 miliardi di metri quadrati di coperture in cemento amianto, Eternit, alle quali vanno aggiunte le tonnellate di asbesto utilizzate in altre applicazioni industriali. Le regioni hanno iniziato a fare le mappe dell'asbesto nei loro territori, ma i censimenti sono molto complicati e richiedono molto tempo, in quanto il personale specializzato deve andare edificio per edificio a verificare se c'è amianto, rispondendo a segnalazioni dei cittadini. I metodi finora utilizzati per la bonifica di questo materiale sono tre. La bonifica e rimozione prevedono l'allontanamento ed imballaggio delle vecchie lastre per eseguire poi lo smaltimento delle stesse in discariche autorizzate. Il confinamento con sovracopertura consiste nel confinare la vecchia copertura in cemento amianto mediante la posa di un nuovo manto di protezione sopra il precedente rivestimento. L'incapsulamento è la soluzione economicamente più vantaggiosa e si può eseguire su qualsiasi tipo di copertura in Eternit, purché la stessa si presenti in buone condizioni strutturali. L'intervento consiste nell'applicazione delle resine incapsulanti con il sistema a spruzzo. L'applicazione a più strati di queste resine ha la funzione di migliorare l'impermeabilità e l'aspetto estetico della copertura. Strada già intrapresa dalla Regione Lazio nel febbraio del 2009 è quella della mappatura delle zone del proprio territorio regionale interessate dalla presenza di amianto. Questo sistema ha come finalità quella di evidenziare i siti nei quali è riscontrata la presenza di amianto, con l'obiettivo ultimo di acquisire i dati e le informazioni necessarie su cui fondare i piani di protezione e di risanamento degli ambienti di vita e di lavoro. Al censimento delle varie strutture segue la fase di mappatura vera e propria, che consiste nella georeferenziazione dei siti positivi per l'amianto. La nostra regione ha provveduto a censire la presenza di amianto nei vari edifici, localizzando tramite georeferenziazione strutture con componenti in cemento amianto e sta completando la mappatura dei siti in cui è sospetta la presenza di questo materiale. Questa attività, sebbene efficace, necessita però dell'impiego di un considerevole numero di personale e di un ingente dispendio di tempo. L'applicazione della tecnologia satellitare permetterebbe invece di ottimizzare i tempi e le spese, dato che un'immagine catturata dal satellite è facilmente reperibile e relativamente economica. Per sondare le conoscenze della popolazione intorno a questo tema, abbiamo realizzato dei brevi questionari inerenti all'applicazione della tecnologia satellitare per l'individuazione dell'amianto nell'ambiente urbano. In particolare, ci siamo concentrati su una fascia di età tra i 17 e i 19 anni frequentanti il nostro liceo.
Su una base di 86 intervistati, ben 34 non erano a conoscenza dell'applicazione delle tecnologie satellitari, 19 non sapevano dove in passato fosse stato impiegato l'amianto e a domande specifiche sulla conoscenza del suo utilizzo, solo 33 persone hanno risposto affermativamente. Per quanto riguarda infine l'applicazione del sistema satellitare alla rilevazione della presenza dell'amianto, la risposta degli intervistati è stata scettica. Solamente il 33% delle persone crede effettivamente che possa essere messa in opera una simile tecnologia. Il rilevamento dell'amianto è solo uno dei servizi che la tecnologia satellitare mette a disposizione della collettività. Per esempio, è infatti possibile analizzare il terreno per individuare le aree soggette all'infestazione da zecche e rendere così più facili gli interventi di bonifica. Dunque, da queste tecnologie possiamo ricavare molti benefici, soprattutto con l'obiettivo di applicarle al campo della salute.